Il Comitato regionale Sardegna ha fatto tappa ieri a Ploaghe, appuntamento al centro sociale Donusai, dove si è tenuto un nuovo meeting con le società del territorio. Un incontro importante, un dibattito aperto e stimolante, condotto dal presidente Gianni Cadoni insieme al vice Roberto Desini e al segretario del comitato Antonello Madau, accolti dall'assessore comunale allo sport Gerolamo Masala. Grazie all'assessore, grazie al comune di Ploaghe. Torno in questa sala dopo 2 anni, lo faccio con tanto piacere. Hanno preso parte all'incontro anche i dirigenti delle società di calcio a 5 per meglio favorire l'interazione e la reciprocità dal punto di vista tecnico e non solo col mondo del calcio a 11. Nitro e Pulcini facciano futsal, perché io penso che il futsal, ma non oggi, appunto nei paesi che prima hai citato, è avanti tanti anni. Tra le altre tematiche si è discusso sui progetti per aiutare e favorire la gestione economica delle società, grazie all'importante impulso economico che arriverà dalla legge approvata lo scorso dicembre dalla Regione Sardegna e che permetterà una ricrescita con la creazione di nuove affiliazioni. La delibera di giunta, pertanto subito dopo puoi firmare il protocollo d'intesa. Questa è una buona notizia. Abbiamo stanziato 3.300.000 euro che vanno ripartiti nelle 4 federazioni che superano i 5.000 atleti, quindi la FIGC, il basket, la pallavolo e l'atletica. Ogni 45 abitanti in Sardegna vi è un tesserato della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti. L'obiettivo principale sarà infatti quello di garantire una squadra di calcio in ogni comune della Sardegna, progetto da sempre auspicato dal Comitato regionale contro lo spopolamento e con la volontà di far tornare quel senso di appartenenza in ogni realtà dell'isola. Ha necessità di un punto fondamentale, la comunicazione tra i settori che fanno parte dello stesso mondo. Se noi non mettiamo a parlare gli allenatori tra di loro, se non mettiamo a parlare i dirigenti tra di loro, se non mettiamo a parlare gli arbitri tra di loro. Senza dimenticare che tra gli altri obiettivi c'è quello relativo alla formazione di figure specifiche di settore, dirigenti, medici, staff sportivi e amministrativi. Si può veramente offrire alle nostre società sportive un centro di medicina sportiva, possa accogliere una società per fare le visite mediche dei ragazzi, possa ospitare anche dei professionisti veri e propri che possano accogliere e magari visitare determinati ragazzi. Sono sicuramente incontri encomiabili, ci sono iniziative per la formazione dei dirigenti, per la formazione degli allenatori, per i rapporti tra le componenti del mondo del calcio e quindi noi non possiamo che essere favorevoli. Un bel incontro che accresce le società locali perché aiuta a confrontarsi sia con la federazione sia anche con i colleghi delle altre squadre. E sarei per farne più spesso, di più frequenti, affinché le varie problematiche che andiamo settimanalmente a incontrare sui campi da calcio vengano discusse e a crescere proprio la cultura dello sport e dell'amicizia che manca sempre di più, anzi non si fa altro che invogliare comportamenti violenti da parte di chi con lo sport non ha a che fare. L'ultima grande novità riguarda il premio economico che la FIGC metterà a disposizione per tutte quelle società di eccellenza e promozione che dal 1° gennaio manderanno in campo più di un millennials. L'appuntamento proseguirà a metà febbraio con un nuovo incontro del Comitato regionale, questa volta con i club del centro Sardegna.